cercherò di parlare poco e vorrei che soprattutto voi parlaste, anche facendo domande. Eh, Chi mi ha preceduto, Pisu, Daniele, questo Andrea. E dove è Andrea? È lui Andrea. Roberto Iba. E particolarmente Roberto è stato molto generoso nei miei confronti, io lo ringrazio. Hanno descritto le motivazioni di queste importanti iniziative che si svolgono a Saddara e Roberto ha parlato del mio libro. Io vorrei aggiungere qualche considerazione, perché aspetto soprattutto da voi sollecitazioni, domande. Il libro, l'ha detto Roberto, parte da lontano. Il titolo stesso, La caverna di Platone, è una metafora, è un'immagine. Platone fa parlare Socrate, che era il suo maestro, e immagina una caverna con degli uomini inchiodati e legati, che non vedono la luce del sole. Sulla parete opposta della caverna si riflette la luce di un fuoco, e compaiono le ombre, vedono solo le ombre, né possono muoversi. Vivono in una situazione di costrizione, di oppressione, e nel dialogo che io riporto tra Socrate, che Platone riprende, che costruisce, tra Socrate e il fratello Glaucone di Platone, dice Glaucone, mentre Socrate descrive, dice: ma allora è come la nostra vita questa, appunto, la vita degli uomini di allora, di 2500 anni fa. Ora, io ho voluto riportare questo brano in apertura perché mi sembra significativo della situazione nella quale viviamo oggi. Oggi che la scienza ha fatto progressi giganteschi, inimmaginabili, che la globalizzazione ha avvicinato popoli lontani e tra loro sconosciuti, come mai nella storia dell'uomo, che tanti passi in avanti si sono fatti, e pur tuttavia, per dirla con Quasimodo, l'uomo è rimasto ancora, per certi versi, all'età della pietra. E tante oppressioni, tanti disastri aggravano e insanguinano il mondo. La fame, la denutrizione, la morte per fame, per malattie endemiche, gli squilibri, l'oppressione in tanti, la mancanza di democrazia, di libertà, e nei paesi più civili, cosiddetti civili, quante ingiustizie noi le conosciamo. Se pensiamo alla nostra realtà, vediamo i giovani ai quali è stato strappato il futuro, senza prospettiva, senza futuro. Discutevamo prima, conversavamo con Luigi Azzeni, ho azzeccato, e con, dove è andato, non lo vedo, con Franco Mura, e dicevamo, ma prima, negli anni 50 non era peggio? E per certi versi certo era peggio. Io ho fatto in tempo a vivere, perché sono nato nel 1938, gli anni 40 e gli anni 50. Ricordo gli anni 40, gli anni della guerra, bambino ero, però ho nitido questo ricordo. Gli anni degli sfollati che c'erano a Mogoro e a Sardara, paesi vicini e molto simili. La fame, la miseria,
si va pantais gatus, è vero? Puro. La miseria, la povertà profonda, diffusa di tanti, non solo degli sfollati poveri che venivano da Cagliari, ma di quelli del luogo, dei braccianti, dei giornaderis, no? Che non avevano niente, che mangiavano paie ciuda, paie tamatica, è vero? Che si andava a lavorare anche a 5-6 anni in campagna. Tutte queste cose non le dimentichiamo. E poi non dimentichiamo l'emigrazione da esodo degli anni 50, il mito della rinascita che non c'era, che si evocava, che si propagandava, la demagogia e così via, e le lotte per la terra. Ecco, tutto questo si ricordava, però si diceva, c'era una speranza, si pensava allora che il mondo sarebbe cambiato e si vedevano anche i segni del cambiamento. Ogni anno che passava la situazione tra tanti disastri comunque migliorava, si trovavano, magari si emigrava, si andava in continente, a Milano, a Torino, si andava all'estero, in Francia, in Germania, ricordo quanti, io ricordo, ho vissuto l'esperienza di Mogoro, 1000-1500 immigrati, una cifra enorme, ma Sardara stessa cosa, paesi più o meno simili, e però c'era la speranza e poi alla fine c'è il cosiddetto boom economico che è un po' per molti versi è una balla ma anche una realtà che porta avanti, fa fare un salto di sviluppo, di civiltà, di progresso, ecco, e c'era la speranza. Oggi dicevamo, questa speranza dov'è? Pensando ai giovani che non riescano a trovare lavoro, ma giovani che hanno anche la laurea, che non vedono prospettive, agli anziani che vengono taglieggiati, adesso la manovra di Tremonti, quello della casa, come Scajola, no? Che gli comprano la casa e non se ne accorge, no? Tutta gente delicata, pulita, limpida, ecco, la manovra, questa manovra economica che adesso è in discussione, che con decreto approveranno, da parlamentari comprati, come sappiamo, da un certo Berlusconi, con una maggioranza di sudditi, di servi, e questa manovra prevede 2 miliardi in meno per la Sardegna, 2 miliardi in meno della Sardegna, che tagliano alla regione, alle province, ai comuni, e quindi tagliano alla sanità, alla scuola, ai servizi sociali e taglieranno ai singoli cittadini e poi tagli ai salari, agli stipendi che devono essere fermi, devono rimanere fermi, tasse alle pensioni, anche tutto il sistema della nuova IRPEF che hanno studiato e così via. Ecco, viviamo in questa realtà. Però la gente è stanca, ha capito non ancora abbastanza, possiamo dire, però ha capito più di prima, tanto è che il referendum e le ultime elezioni un segnale l'hanno dato. E il mondo anche, non solo in Italia, ha sempre più gente che capisce che bisogna cambiare. Il cammino sarà lungo, arduo, viviamo tempi difficili,